Il femminicidio di Margherita Ceschina Conegliano, l'ex marito accusato di aver commissionato il delitto per non pagare l'assegno di mantenimento da 10.000 euro al mese, è uscito dal carcere e si trova ai domiciliari in una casa di riposo. Lunghe code in A4 tra Latisana e Porto Gruaro per lo schianto tra due tir a Padova. Inseguito e arrestato l'autista di un camion che guidava ubriaco e contromano in tangenziale. A Crocetta del Montello, comunità sotto shock per la morte della 25enne Chiara Bortoletta, morta ribaltandosi con l'auto in un fossato pieno d'acqua a Oderzo. Protesta dei lavoratori e sindacati per l'annunciata chiusura del sito produttivo di Nara Camice a Santa Maria di Sala, mediazione anche di Veneto Lavoro. Smog, problema cronico, il presidente di ANCI Veneto Mario Conte chiede un incontro urgente al ministro dell'ambiente Picchetto Fratin. Europee 2024, Roberto Marcato lancia un ultimatum al suo partito, la Lega, la mia casa, ma la strategia non è chiara, grandi manovre in corso contosi. A Padova, focus sulle tante insidie del mestiere dell'amministratore di condominio, i dati sulla morosità dei condomini padovani, 1 su 3 non paga le spese comuni. Tra 2 anni esatti, l'avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026, resta l'incognita delle proteste ambientaliste. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring, la trasmissione che torna in prima serata anche stasera a partire dalle 21. Incubo ladri, torna l'idea delle ronde, giusto? Se sì, il numero è quello in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. Come sapete il Veneto, interi territori sono nella morsa dei ladri, furti continui che vi raccontiamo, e c'è anche questa ipotesi che ritorna, quella per l'appunto delle ronde. Così il sondaggio questa sera di Ring. La cronaca, dicevamo, in primo piano con l'omicidio di Margherita Ceschina, l'ex marito Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante di questo delitto, è uscito dal carcere e si trova agli arresti domiciliari. Stamattina è stato posto agli arresti domiciliari su richiesta appunto che avevo fatto, in attesa della decisione del Tribunale del Riesame, che dovrà decidere a seguito dell'annullamento della ordinanza di custodia cautelare da parte della Cassazione. Ho ritenuto fosse necessario e urgente presentare una richiesta di arresti domiciliari e il giudice l'ha accolta. La notizia è arrivata in tarda mattinata. Enzo Lorenzon, 79 anni, accusato di essere il mandante dell'omicidio dell'ex moglie Margherita Ceschin, è agli arresti domiciliari presso una casa di riposo nella Sinistra Piave. Le motivazioni di questa decisione riguardano le precarie condizioni di salute, spiega il legale. Evidentemente forse ha inciso anche il fatto che il procuratore generale della Cassazione, in sede di conclusioni nell'udienza appunto che abbiamo fatto nelle scorse settimane, per Lorenzon aveva richiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del Riesame di Venezia, stante la mancanza di eccezionali esigenze cautelari, che sono quella condizione che può determinare la carcerazione di un ultrasettantenne. Rimangono in carcere il 38enne Sergio Antonio Lorenzo, accusato di essere uno degli esecutori materiali del delitto, difeso ora dall'avvocato Mauro Serpico, e il 41enne Juan Maria Guzman, ritenuto uno degli intermediari, assistito dall'avvocato Fabio Crea. Attendiamo le motivazioni della Cassazione e quindi la fissazione entro breve tempo da parte del Tribunale del Riesame, che dovrà decidere a questo punto sussistenza della tenuta indiziaria e quindi non solo sulle esigenze cautelari, e quindi confidiamo in una valutazione più ampia e ancora più favorevole. Insomma, presto, se la decisione dovesse essere favorevole agli indagati, potrebbero aprirsi le porte del carcere anche per i 2 domenicani. Ma, sottolinea l'avvocato Crea, bisogna attendere le motivazioni della Cassazione e la decisione del riesame. Intanto si attende l'estradizione dalla Spagna di uno dei 2 presunti esecutori materiali del delitto, fuggito poco dopo l'omicidio. L'altro, che si troverebbe sempre in Spagna, non sarebbe stato per ora rintracciato. Margherita Ceschin era stata trovata morta il 24 giugno scorso nella sua abitazione a Conegliano, uccisa barbaramente, senza pietà. Un delitto che aveva sconvolto la Marca e che rischia di non avere responsabili assicurati alla giustizia.
E fece discutere anche il delitto di Mattia Caruso. Ci spostiamo nel Padovano, ci sono degli aggiornamenti. Gli avvocati di Valentina Boscaro, la 32enne padovana in carcere a Verona per l'omicidio del fidanzato Mattia Caruso, stanno preparando ricorsi in Cassazione per la scarcerazione della giovane, che potrebbe scontare così la sua condanna a 24 anni ai domiciliari. Dopo che sono state rese note le motivazioni della condanna di primo grado, i legali della giovane puntano a farla ritornare a casa come i 13 mesi che hanno preceduto il suo processo. Non ci sarebbe il pericolo di fuga e secondo i legali la donna non è socialmente pericolosa, tanto che in carcere le è stato assegnato il ruolo di aiuto cuoca e maneggia quotidianamente coltelli, un aspetto questo su cui punta molto la difesa della Boscaro. Valentina Boscaro aveva ucciso Mattia Caruso il 25 settembre del 2022 con una coltellata al petto. Fino alla sentenza di primo grado emessa il 18 ottobre del 2023 era stata ai domiciliari in casa, poi subito dopo la condanna a 24 anni era stato disposto l'immediato trasferimento in carcere a Verona. Nuovo incidente nel tratto autostradale della 4 compreso tra San Donà di Piave e Palmanova. L'incidente è avvenuto attorno alle 15 sulla carreggiata in direzione Venezia e ha coinvolto due mezzi pesanti, uno dei quali si è scontrato con quello che lo precedeva in quel momento fermo in coda. Una persona rimasta ferita è stata ricoverata in codice giallo all'ospedale di Portogruaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale sanitario, polizia stradale e ausiliari della società Autostrade Alto Adriatico. L'incidente ha inevitabilmente provocato conseguenze sulla viabilità con la formazione di lunghe code. Rimaniamo sulle strade del Veneto, andiamo in tangenziale a Padova. Contromano a fortissima velocità e ubriaco lungo la tangenziale di Padova. È stato convalidato l'arresto dell'autista di un camion che nella notte tra domenica e lunedì, per sfuggire ad una pattuglia della polizia stradale di Venezia, aveva imboccato Corso Argentina in direzione Abano Terme, Contromano. Nel tentativo di fuga il camionista aveva prima speronato una delle auto di servizio e poi era andato contro un'altra auto in transito con alla guida una donna immediatamente soccorsa da un secondo equipaggio della polizia. Il camionista è stato inseguito e bloccato a Selvazzano Dentro. L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato fatto scendere a fatica dal mezzo. Gli sono contestati i reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga e omissione di soccorso, danneggiamento e guida in stato di ebbrezza. Sia i poliziotti che la conducente dell'auto sono ricorsi a cure mediche. Ieri l'ennesimo incidente stradale con esito mortale sulle strade del Veneto a Colfrancui di Oderzo, una giovane 25enne di Crocetta del Montello, la vittima, comunità che oggi è sotto shock. Quando passava di qua era la mia tosetta, in parole di dialetto così, perché era sempre sorridente, sempre che saltava per dire basta. Non la vediamo più purtroppo. Dispiace da morire, una cosa troppo brutta, morire così. Buona, simpatica, aperta, gioviale, sportiva, aveva tante belle qualità per me. Dopo la ricordo così perché l'ho vista da piccola, aveva 1 anno. Quindi l'ho vista crescere. In via Marconi a Crocetta del Montello non c'è pace, solo sconcerto e dolore per la tragica fine di una ragazza a cui era impossibile non voler bene. È morta nel peggiore dei modi in via Fraina a Colfrancui, dove restano le tracce della sbandata letale e un fiore giallo. Sull'incidente costato la vita a Chiara Bortoletto, 25 anni, indagano i carabinieri, ma forse una parola definitiva sulla dinamica potrà arrivare solo dal ragazzo che si trovava in auto con lei, l'amico 23enne di Vidora, ricoverato in prognosi riservata in rianimazione al Cafoncello. Nelle scorse ore si è risvegliato, ma rimane intubato. Per lui ci sono speranze. Quello che sembra certo al momento è che alla guida dell'auto, una Mazda MX-5 Cabrio, ci fosse Chiara, anche se il mezzo
era di proprietà del 23enne. La sbandata dopo una curva, una fuoriuscita autonoma, secca, a terra nessun segno apparente di frenata. A soccorrere i due è stato un cittadino straniero che si stava recando al lavoro in bicicletta. Con ogni probabilità, dicono anche i carabinieri, è riuscito a salvare la vita al ragazzo praticandogli il massaggio cardiaco. Chiara lascia papà Loris, mamma Flora e la sorella Francesca. La madre è rientrata in queste ore dall'estero, dove si era recata a trovare una sorella. Ieri mattina è partita, mi ha detto il marito stamattina, si è partita ieri mattina e quando è arrivata ha saputo la notizia, penso sia tornata, cioè tempo di fare le carte e ritornare indietro, insomma, ecco, non lo so. Comunque guardate, una famiglia meravigliosa. La disperazione, là, basta. Lui non parla, cosa vuoi che faccia? Piange, basta, la figlia è uguale, ma non si può fare niente, basta. Se si riuscisse a sollevare di qualcosa, ma non si riesce a fare niente purtroppo. Attoniti anche gli amici. Victor è titolare del bar che Chiara frequentava. Una persona molto solare, molto vivace, sì, siamo tutti molto sconvolti da quello che è successo, insomma, da quando abbiamo ricevuto la notizia ieri, 2 giorni fa era qua, quindi sì, siamo rimasti tutti molto, sì, non ci credevamo, insomma. La comunità è una famiglia, quindi quando c'è male per qualcuno c'è male un po' per tutti e quindi altro non possiamo che a parole cercare di esprimerlo. Forse l'abbraccio servirebbe di più, ma siamo tutti vicini. Dalle strade ai cantieri, parliamo di incidenti sul lavoro, andiamo in provincia di Vicenza. Dimezzate le morti sul lavoro nel territorio vicentino, 10 nel 2023 a fronte delle 19 dell'anno precedente. Diminuiscono anche gli infortuni sul lavoro dagli oltre 16.000 del 2022 ai 13.457 dell'anno appena trascorso, dati che emergono dal bilancio 2023 dell'attività condotta dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza con il Comando Provinciale dei Carabinieri. Ogni decesso sul luogo di lavoro è un segnale negativo di civiltà. Quindi noi ci dobbiamo impegnare per non abbassare la guardia, continuare. È vero che probabilmente il percorso intrapreso qui a Vicenza è positivo. Alta l'attenzione sui fenomeni del caporalato e dello sfruttamento del lavoro nero anche attraverso specifiche e mirate campagne. Nel 2023 i militari hanno controllato 136 attività, dall'edilizia alle attività di alloggio e ristorazione al manifatturiero. In totale sono stati verificati 439 lavoratori, di cui 43 risultati in nero e 7 irregolari sul territorio nazionale. Nel complesso le persone deferite a seguito dei controlli sono state 130, di cui 10 per caporalato. In termini di sicurezza sul lavoro, tra le violazioni maggiormente riscontrate quelle riconducibili al rischio di caduta dall'alto, ma anche alla mancanza di formazione del personale. Sono state contestate sanzioni penali per oltre 500.000 euro. Attività di controllo che in particolare sui cantieri che interesseranno il territorio vicentino saranno potenziate anche nel 2024. Nei cantieri di lavoro sappiamo che molto spesso, oltre a irregolarità collegate alle normative sulla sicurezza, si annidano anche altre problematiche. Vedi un po' ditte che indesiderate all'interno dei cantieri, e quindi questa azione ci contraddistingue proprio perché in termini preventivi noi affrontiamo un po' tutte le tematiche che costituiscono fattori di illegalità. Sempre i temi del lavoro, con la protesta dei lavoratori per l'annunciata chiusura di un sito produttivo di Nara Camice a Santa Maria di Sala. Probabilmente chiudiamo a brevissimo e dopo 35 anni di lavoro siamo a casa. Per i 24 dipendenti la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L'azienda che produce camicie con lo storico marchio Nara ha deciso di chiudere il sito produttivo di Santa Maria di Sala e subito è scattata la protesta dei sindacati che hanno manifestato insieme ai lavoratori prima davanti alla sede della CGIL e della CISL di Mestre e poi davanti agli uffici regionali di Veneto Lavoro, dove i rappresentanti hanno incontrato l'azienda. E noi avevamo da subito evidenziato che secondo il nostro punto di vista l'azienda aveva intenzione di uscire da Santa Maria di Sala. Loro ci avevano sempre confortato dicendoci che invece questo non era, e purtroppo invece oggi siamo di fronte a una chiusura che lascia a casa 20 persone
più altre 3. Abbiamo fatto molte proposte per provare a trovare delle soluzioni che potevano essere anche un lavoro a distanza, insomma oggi si fanno accordi del genere. Abbiamo chiesto quali erano le condizioni poi di eventuali proposte su altre sedi, quindi speravamo insomma che oggi l'azienda venisse con qualcosa di più concreto. Con la mediazione della Regione l'azienda ha proposto di incontrare individualmente i dipendenti nei prossimi giorni per discutere le prospettive future, compreso un possibile trasferimento in altre sedi come Milano. Quindi è in programma un nuovo incontro azienda-sindacati e poi azienda-sindacati Veneto Lavoro. Siamo appena all'inizio. Non abbiamo visto molta apertura da parte dell'azienda, però vedo che c'è un gruppo molto unito di lavoratori e di lavoratrici, quindi penso che questa unione ci farà molto bene, ci darà forza per andare avanti e portare a casa il meglio. Le prospettive insomma preoccupano i dipendenti, mentre i sindacati chiedono la cassa integrazione straordinaria per i mesi che serviranno a trovare una soluzione definitiva che non impoverisca il territorio veneziano. I temi dell'ambiente con il presidente ANCI Veneto, sindaco di Treviso Mario Conte, che interviene in merito all'emergenza polveri sottili che nella pianura padana rappresenta un problema ormai cronico e strutturale. Il sindaco che ha chiesto un incontro urgente al ministro Gilberto Picchetto Fratin. È necessario, dice Conte, mettere in campo un piano straordinario per la sostituzione delle caldaie e la riforestazione urbana per tutti i comuni del Veneto che vivono questo problema. Inoltre invito anche i colleghi delle altre regioni della pianura padana a unirci per affrontare il problema. Una vera e propria urgenza, aggiunge il sindaco di Treviso Conte, che per l'appunto ha scritto questa lettera in qualità di presidente dell'ANCI, quindi in qualità di presidente di tutti i comuni del Veneto. La politica, le europee 2024 con Roberto Marcato, Bulldog Marcato, che ha lanciato ieri sera a Ring un vero e proprio ultimatum alla Lega. Lei si candida alle europee. Io non ho avuto, io posso anche dire che mi candido qua, voglio dire, ma bisogna capire come, con chi e con cosa. Siccome il mio partito non me l'ha chiesto, suppongo di no, insomma, siamo a fine... La Lega ancora non gliel'ha chiesto? No, assolutamente. Non ho visto un grande entusiasmo da parte della dirigenza del mio partito nei confronti di una mia possibile candidatura. I giorni della Merla sono passati, ma tra Roberto Marcato e i vertici leghisti i rapporti restano freddi, anzi gelidi. Ospite a Ring, lo stesso assessore allo sviluppo economico, mister preferenza alle regionali 2020 e uomo forte del Carroccio, non nasconde amarezza e stupore, questione non solo personale. Non è che noi stiamo vivendo un particolare momento di euforia, di consenso, di effervescenza. Io metterei in campo tutti i migliori in termini di preferenze, i primi 10 preferenze li costringerei pistola alla tempia, ovviamente metaforicamente parlando. Seguendo questa logica, Salvini pare intenzionato a candidare il generale Vannacci. Lei ci starebbe in un partito che candida come capolista io con il generale Vannacci non c'entro niente. Io non c'entro nulla, non c'entra nulla la mia storia, non c'entra nulla il mio apparato valoriale, non c'entra nulla, io rispetto tutti, non sto dicendo che io ho ragione e Vannacci ha torto, ma i miei valori, il mio credo, la mia cultura, la mia sensibilità c'entra poco o nulla, ecco, con il generale Vannacci. A proposito di valori, Marcato si professa apertamente antifascista, ricordando allo stesso tempo che nel DNA della Lega ci sono autonomia e territorio, ma a fronte di un Carroccio gelido e che appare distante c'è un Flavio Tosi alle grandi manovre. Non posso nascondere che, visto che siamo stati nemici acerrimi, che mi abbia fatto piacere la richiesta che è venuta da Forza Italia come da altri partiti anche di sinistra, ovviamente fa molto piacere. È che io sono nato qua e qua vorrei restare, insomma, ecco. Questa è la mia casa. È una sorta di ultimatum il suo alla Lega? No, ultimatum no, è che mi piacerebbe capire qual è la strategia. Così in politica, ma non va meglio agli amministratori di condominio, così a Padova. Un padovano su 3 non paga le spese di condominio.
Questo emerge dai dati in mano all'ANACI, una delle principali associazioni di categoria che rappresenta gli amministratori di condominio. Il 30% dei condomini è insolvente. Il rischio è che vengano messi a repentaglio i servizi per gli utenti che invece pagano regolarmente. Nei condomini la morosità spesso 1 o 2 condomini ha difficoltà. Qui bisogna trovare delle soluzioni. Se queste difficoltà sono riconosciute dal condomino moroso si riesce sempre a risolvere, ma spesso ci sono dei condomini che non hanno difficoltà e non pagano. Quindi in questi casi l'articolo 63 dell'attuazione del codice civile li impone all'amministratore di fare il decreto ingiuntivo. Solo con questo si riesce a portare avanti la situazione del condominio, anche perché le bollette della luce, del gas, ma anche i servizi vari costano e se non paghi immediatamente non riesci a ottenere il servizio. Molti gli aspetti che devono essere controllati dagli amministratori di condominio. Sono infatti quasi 2000 le cause che ogni anno coinvolgono gli amministratori padovani. Molta attenzione va prestata alla privacy, soprattutto per quanto riguarda la videosorveglianza. In un condominio qui vicino, un custodio, quindi un portiere di un condominio, dopo che aveva avuto la sua informativa ad hoc per il trattamento dell'impianto di videosorveglianza, quindi che sapeva tutti i ruoli che doveva assumere per vedere queste riprese o per non darle appunto ai condomini, si è fatto corrompere da una condomina e gli ha praticamente dato le riprese di tutta un'intera giornata. Ecco, anche questa cosa qui noi siamo responsabili in prima persona. E adesso per noi c'è la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta per andare nel Bellunese, dove mancano esattamente 2 anni al via delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che, superato lo scoglio del tracciato della pista di bob, hanno come imperativo quello di far vincere il paese. A Cortina, passati i timori per la realizzazione della nuova Eugenio Monti, c'è apprensione per le proteste che sembrano certe e volte a contrastare i cantieri promossi dal Comitato Insostenibile Olimpiadi, a cui oltre ai movimenti ambientalisti hanno aderito i collettivi sociali di Veneto e Lombardia. La minaccia è quella di occupare il lariceto secolare di Ronco e di costituire un presidio per ritardare il passaggio di mezzi operatori della Pizzarotti e delle imprese collegate alla costruzione della pista. Dalla prefettura di Belluno si vuole mantenere un profilo basso, ma già si sa che sono state mobilitate le forze dell'ordine per proteggere Cortina. Su tempi e dettagli della pista di bob il senatore Dem Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, oggi ha chiesto al ministro dello sport Abodi di riferire in Parlamento, quindi non c'è giorno che non si aggiunga un tassello a queste Olimpiadi. Ed è tutto dal Veneto, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Anticiclone non più così saldo, la pressione atmosferica infatti cede sul nostro territorio. Il dettaglio di mercoledì 7 febbraio. Sul Veneto il cielo risulterà piuttosto coperto. Al mattino non si escludono locali pioviggini, in pianura in genere di debole intensità, locali nebbie dopo il tramonto. Temperature stazionarie minime tra 3 e 6 gradi, massime tra 8 e 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui inizialmente possibili piovaschi, specie sulle zone costiere. Il cielo si manterrà grigio ovunque. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza maggiore tra sole e nubi con qualche addensamento in serata. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime sui 10-12 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.